Una data fondamentale, mercoledì 8 giugno. Abbiamo terminato di pagare le tasse. Non è uno scherzo di carnevale o un pesce d'aprile fuori tempi massimi. Secondo uno studio di CGIA, Associazione Artigiani di Mestre, se dall'inizio dell'anno fino al 7 giugno abbiamo lavorato per mantenere un corretto rapporto con l'erario, garantendo la copertura dei pagamenti per i contributi necessari al funzionamento di servizi quali trasporti, ospedali, pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici, dal 9 possiamo permetterci di farlo per il benessere nostro e delle nostre famiglie. Così, ricorrendo al solito inglese, l'8 giugno è stato battezzato, non da quest'anno ma dal lontano 1995, Tax Freedom Day, giorno di liberazione dalle tasse, con ben 24 ore di anticipo rispetto all'anno precedente. Per arrivare a questo calcolo si è prima stimato il PIL, il prodotto interno lordo annuale previsto, suddividendolo nei fatidici 365 giorni e risalendo al probabile presunto versamento dei contribuenti, si è fatto lo stesso proporzionandolo al PIL quotidiano. È nella provincia autonoma di Bolzano che si paga di più all'ufficio entrati in Italia, mentre il Veneto figura all'8° posto della graduatoria con oltre 10.600 euro pro capite, che diventa sesto se si considerano i tributi dovuti allo Stato centrale, il che significa che si pagano meno tasse locali rispetto a quasi tutto il resto del bel paese, e ciò si deve alla virtuosità degli enti territoriali, regione compresa. È vero che inevitabilmente dove ci sono maggiori attività produttive sia prevista una pressione fiscale più importante, ma è anche vero che le agevolazioni previste per quei territori dove il settore primario, l'agricoltura, incida significativamente nell'economia come il Veneto, la base imponibile si riduce. E non è certo una nota di merito figurare in Europa al terzo posto per paese con maggiori tasse dopo Francia e Belgio. Là lo Stato sociale e i servizi dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, funzionare meglio. Qui da noi ci consoliamo con il sole, il caldo per 7 mesi all'anno, il Colosseo e Venezia, tanto per scadere nei soliti luoghi comuni, nascondendo il fatto che il citato bel paese continua ancora oggi a rappresentare, con buona pace di Conte, Draghi e Meloni, una sorta di carrozzone spinto da opportunismo, malaffare e corruzione. Il Veneto è tra le regioni d'Italia che versa più tasse e anche in virtù di questo abbiamo bisogno di dare forma a un fisco più giusto, più equo, più efficiente, per contrastare più efficacemente chi evade. Più semplice e trasparente per garantire alle casse dello Stato un gettito adeguato, che favorisca la redistribuzione del reddito, premiando chi rischia, chi innova e crea occupazione. Insomma, un fisco amico e dalla parte di chi lavora, in grado di trasformarsi in una leva economica a sostegno dello sviluppo dell'economia del Paese.